Dopo la violenta rapina subita 20 giorni fa, i titolari del Trio Shop qui in via Piave a Mestre si sono trovati nuovamente a dover fronteggiare una ladra. Questa volta il titolare è stato minacciato con una siringa. Eccola all'opera, ripresa senza saperlo dalle telecamere del negozio, mentre arraffa prodotti di vario genere e calzini. Ho visto lei prendere tanti roba, mettere subito dentro borsa. Poi ha cercato di uscire con la massima indifferenza, ma i titolari l'hanno bloccata. Molla! Fuori. Signora, tre spalle dentro. Molla! Ho le siringhe, molla! Ho le siringhe, molla! La donna non aveva intenzione di cedere, ma nemmeno i titolari, nonostante le sue minacce, e in attesa dell'arrivo della polizia chiamata da una cliente l'hanno obbligata a lasciare la refurtiva. Fuori tutto, vai via. Taxi! Non c'è niente in mezzo. Anche, ancora! Tieni. Ancora! Non è, anche se c'è da lì la roba! Molla, Tutto. Non c'è Io niente. controllo, va bene. Non c'è niente. Vedere? Taxi! Tu non Ancora! Poi voleva fuggire. Non puoi tenermi dentro! È sequestro di persona! Fammi uscire! Ferma qua! Fammi uscire! Tu, rubare! Fammi uscire! Prende la roba! Prendere! Anche se tu la roba! Prendere! In pochi minuti la volante è arrivata e ha portato la donna in questura, ma la situazione, denuncia la titolare, è ormai all'ordine del giorno. Ogni giorno è successo questi ladri, ma in nostro negozio ogni giorno anche si trova i ladri. A volte, continua, non ha nemmeno senso chiamare la polizia perché sembra diventata la normalità. Poi l'appello al comune, spiegandosi attraverso il traduttore del cellulare. Spero che il governo veneziano, ovviamente riferendosi al comune, promulghi una nuova legge che ai ladri venga confiscata la residenza e rimandati nel loro paese.